perché se non ci fosse lo sport e lo sci, la mia vita sarebbe completamente diversa, sarebbe molto più dura e questo mi permette tanto. Io ho praticato tanto sci alpinismo, per cui ricordo le mie gare sopra i 4.000 metri che non sono state cose da poco, non perché sono un superuomo, ma era nel mio spirito di farle. Temperature di -20, roba da pazzi. C'è da dire che non ho mai sofferto del fatto che c'era una gara da fare, una discesa da fare, non mi ha creato problemi. È il mio carattere, la mia persona è questa, quindi andiamo avanti a fare. Le sconfitte fanno parte del rinunciare e viceversa. I grandi della montagna dicono che quando bisogna rinunciare, quando è il momento giusto bisogna rinunciare. Ho conosciuto tantissime persone e non c'è una persona importante in particolar modo, a parte mia moglie che chiaramente mi ha dato tanto. Brinderei con tutti, non ha importanza se uno ti ha aiutato o non ti ha aiutato, che faccia sci o che non lo faccia, non ha importanza, però è condividere un qualcosa che puoi permetterti di condividere.